400 € di contributo per gli anziani non autosufficienti assistiti a domicilio. Per accedere al contributo è necessario dimostrare la condizione di non autosufficienza del familiare, la convivenza o il legame di parentela, oltre all'effettiva prestazione di assistenza domiciliare. Un dedalo di burocrazia serve un welfare più giusto. La denuncia della CISL teme inoltre che il contributo, pur essendo un aiuto economico, possa non essere sufficiente a coprire le reali esigenze assistenziali e che la platea dei beneficiari sia troppo ristretta rispetto al bisogno effettivo. Una vera e propria corsa ad ostacoli e penalizza soprattutto gli anziani gestiti a domicilio, è chiaro che questo metodo non funziona ed è la denuncia che noi facciamo nei confronti della Regione, così come lo avevamo denunciato 6 mesi fa nel nostro bando. Ci vuole più attenzione e più sensibilità nei confronti di quelle famiglie che curano il proprio caro a domicilio. Continueremo a chiedere come sindacati dei pensionati un tavolo sugli anziani a cui noi dobbiamo partecipare.